Tempo fa vi avevo mostrato la mia versione preferita del gâteau di patate alla napoletana. Questa volta però voglio farvi vedere la versione che a volte facciamo in Sicilia. Anche questo secondo è sostanzioso e buonissimo e la sua caratteristica è una farcia fatta con il tipico ragù siciliano. Vediamo insieme tutti i passaggi. Mi occupo intanto del ragù, è il tipico ragù che prepariamo anche per gli arancini o per la pasta al forno della domenica. Lo realizzo con il classico trito di verdure, quindi sminuzzo al coltello una cipolla piccola, una carota e una costa di sedano tenera. Ottenuto il trito, scaldo un po' di olio di oliva in padella e inserisco le verdure. Le lascio appassire per qualche minuto a fiamma dolce. Aggiungo quindi la carne macinata. Questa volta ho acquistato un misto di suino e vitello. Sgrano il macinato con il cucchiaio e mescolo fino a fargli prendere colore in maniera omogenea. Sfumo quindi con il vino e lascio evaporare l'alcol. A questo punto posso aggiungere la passata di pomodoro, un po' di sale, pepe nero macinato e aggiungo anche una foglia di alloro. Inizia la cottura vera e propria abbassando la fiamma e aggiungendo il coperchio. Dopo qualche minuto, quando il ragù comincia a prendere un po' forma, aggiungo anche i piselli. In questo caso sono surgelati. E da questo momento devo solo aspettare che il ragù si restringa per bene. Nel frattempo però mi occupo della cottura delle patate, quindi dopo averle lavate le metto in pentola con abbondante acqua e dal bollore aspetto 20 o 30 minuti affinché diventino morbide. Io le schiaccio davvero ancora molto calde perché in questo modo ottengo una purea perfettamente liscia. Le insaporisco con sale, aggiungo del burro tagliato a pezzetti, per questo è importante che siano calde perché deve sciogliersi per bene. Metto anche una macinata di pepe nero e mescolo. È il momento di aggiungere le uova, che prima lavoro un po' con la forchetta. E adesso formaggio grattugiato. Mescolo ancora e il mio composto è pronto, morbido ma compatto. Prendo il mio stampo, in questo caso una tortiera a cerniera, l'ho già imburrata e la cospargo con del pangrattato. Sistemo poco più di metà del composto di patate, lo allargo con le mani e vado a coprire anche un po' i bordi dello stampo. Adesso posso mettere il ragù e livellarlo con il dorso di un cucchiaio. Aggiungo tanta provola a pezzetti facendoli un po' affondare. Copro quindi con le patate rimanenti e livello di nuovo per ottenere una superficie liscia. Completo il mio gâteau di patate con un filo d'olio e una manciata di pan grattato. Il forno è già caldo, l'ho impostato in modalità ventilata a 180 gradi e il gâteau sarà pronto in circa 30 minuti. Eccolo qui, gonfio e ben dorato. Prima di tagliarlo è bene lasciarlo riposare qualche minuto e poi possiamo goderci questa bontà. Ogni imboccone sarà morbido, gustoso e filante, proprio come piace a noi. Se lo provate fatemi sapere cosa ne pensate e io vi aspetto presto con una nuova ricetta. Un abbraccio da Valentina.